e noi siamo i bambini della Scuola della Pace dell'Immacolata. Anche quest'anno festeggeremo il Natale, anche se un po' in modo diverso. Vogliamo augurarvi un buon Natale a tutti, sperando che lo passiate in felicità e armonia. Un bacione dalla Scuola della Pace. Ciao. Sono Carrie, partecipo alla Scuola della Pace di Treviso da circa 2 anni. È un servizio offerto dalla comunità di Sant'Egidio. Quest'anno siamo riusciti a portare più di 100 regali a dei bambini del quartiere popolare di Santa Bona di Treviso. Volevamo augurarvi buone feste a voi e alle vostre famiglie. Per noi della comunità la solidarietà è tutto e abbiamo cercato di dare il nostro massimo anche a Natale, in periodo Covid. Speriamo che le persone non si sentano da sole anche in questo periodo. Noi ce l'abbiamo messa tutta e vi porto i miei saluti da parte di tutta la comunità e spero passiate un buon Natale, delle buone feste e vi mando un bacione. Ciao! Oh, che peccato! Oggi non potrò andare dai miei nipoti a festeggiare il Natale. Buon Natale! Buone feste! Oh, che bello! Ci sono i miei vicini a festeggiare con me. A Natale si può fare tutto! A Natale puoi fare di più, puoi fare di più! Caro Babbo Emanuele, quest'anno ho scoperto un posto a Treviso pieno di magia, dove ho conosciuto Rocca, Malika e Charlie, che sono gli aiutanti di ogni Carolina. Con loro, io e tanti bambini speciali, facciamo pet therapy e un sacco di attività che ci hanno aiutato ad andare meglio a scuola, a fare meno fatica e a stare bene con gli altri. Anche mamma e papà sono molto contenti perché torno a casa sempre felice. Per questo Natale desidero continuare a stare con i miei amici pelosi e farli conoscere a tanti altri bambini. E quindi vi auguriamo Buon Natale! Ciao! Buongiorno a tutti, io sono Stefano. E io sono Marco. Sono Stefano Mazzariol, sono il papà di Marco innanzitutto, ma sono anche uno dei delegati territoriali dell'associazione Parent Project, che raggruppa famiglie e ragazzi che vivono con le distrofie muscolari di Duchenne o di Becker. Nel caso della Duchenne si tratta di una malattia genetica che colpisce quasi esclusivamente i maschi, porta a una debolezza muscolare molto forte, molto importante, progressiva purtroppo, e quindi porta a una disabilità fortemente progressiva. Ma i ragazzi come Marco non smettono mai di pensare ai loro sogni e al loro futuro, ed è per questo che esiste Parent Project. L'associazione esiste da quasi 25 anni, ha finanziato progetti di ricerca e continua a finanziare progetti di ricerca direttamente e affianca le famiglie sul territorio in tutti i loro bisogni quotidiani dal punto di vista psicologico, sociale, scientifico e non solo. Purtroppo questo è stato un anno particolarmente difficile per tutti, lo sappiamo bene, è stato un anno difficile anche per la nostra associazione che vive quasi esclusivamente di volontariato e di attivismo dei nostri genitori e dei nostri volontari. Ha fermato molte delle campagne, molte delle attività che potevamo fare, ma non ha fermato comunque l'associazione nel star vicino alle famiglie. L'abbiamo fatto grazie alla tecnologia che per fortuna ci aiuta e malgrado tutto siamo riusciti in qualche modo a superare questo brutto anno. Però oggi è un giorno speciale, un giorno di speranza, e quindi io ho portato con me un folletto che vuole darvi un messaggio importante. Anche se questo Natale sarà diverso da tutti gli altri Natali, dobbiamo comunque essere felici. E vi auguro tanti auguri di buon Natale e di buone feste da parte mia. Se volete sostenerci, cercate Parent Project su internet o su Facebook. Lì troverete il modo per sostenere le nostre campagne. Grazie ad Antena 3, grazie al Comune di Treviso, un saluto e tanti auguri da parte della nostra associazione. E buon Natale ovviamente a tutti i bimbi e i più grandi che stanno, perché li vedremo ancora nel corso di tutto il pomeriggio, insieme inviando i video. Adesso c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Buon pomeriggio, buon Natale. Buongiorno, buon Natale anche a lei, mi chiamo Elda. Elda? Sì. Auguri e buon Natale. Allora volevo farle, siccome che ho 74 anni, vivo da sola. Sono tanto commossa. Mi dispiace, scusate un pochino. Ma di che? Allora, siamo qui per quello. Sola e volevo salutare i miei figli, che uno abita vicino a Padova, che ha il Covid. E uno abita a Marconi.
I suoi figli, ha detto Elda? Io volevo fare gli auguri ai miei nipoti e ai miei figli. Ok. E in più volevo fargli anche gli auguri a tutti i miei pisani, ai miei paesani che abitano a Burano. A Burano. Uno in particolare che mi è rimasto l'ultimo cognato, perché io sono vedova, che si chiama adesso Carlo con tutta la sua famiglia e tutti i miei nipoti che abitano lì a Burano. Elda, lei oggi è sola, quindi abbiamo capito bene? Sono talmente commossa che mi muoiono le parole della gola. Senta, noi siamo qui per lei e per tutte le altre persone che oggi magari si possono sentire un po' sole, ma siamo qui apposta perché possiamo parlare insieme, farci gli auguri e passare in questa giornata, anche se lontani, comunque con un po' più di serenità, va bene? Mi muoiono le parole in gola, ecco. E poi volevo anche salutare la signora della Sicilia che avevano, non so se l'hanno ancora, però ricordandomi questi momenti come di Natale con mio marito, certo. Abbiamo passato diversi giorni, diciamo che avevano un ristorante con tutti i nostri amici. Immagino. E volevo salutare anche la signora Teresa di questa trattoria che si chiama Sicilia. Sicilia, vedi che ha tanti amici quindi, Elda? Sì, avevo tanti amici, però sai, tanti anni e 16 anni che sono sposata e mi è morto mio marito, cioè è tanti anni che sono vede, sposata. lei se li ricorda... 16 anni che è morto mio certo, marito. Elda, però lei oggi se li ha ricordati. Da casa. Le mando un grande abbraccio, è molto bello che oggi lei abbia pensato a queste persone ovviamente, un abbraccio per i figli e i nipoti che lei ha citato. Elda, buon Natale! Grazie altrettanto a voi, grazie. Grazie, buon pomeriggio, siamo qui. Allora, adesso vediamo insieme gli auguri invece del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Care padovane e cari padovani, spesso dai momenti più duri nascono anche le speranze più grandi. Abbiamo avuto un anno davvero difficile e vi ringrazio perché abbiamo saputo resistere e stiamo continuando a farlo. Nelle difficoltà emergono più chiare anche quelle cose che spesso abbiamo dato per scontato. La vita, la salute, l'affetto di chi ci sta vicino, l'amicizia, la solidarietà. Saranno feste diverse, dove non sempre potremo trasmettere col consueto calore e l'affetto ai nostri cari. Ma questo sarà anche un modo per dimostrare ancora più forte a loro il nostro amore e la volontà di proteggerli. Dobbiamo avere fiducia nei tempi che stanno arrivando, perché saranno tempi migliori e li abbiamo costruiti assieme. Come padovani ripartiremo e lo faremo con la certezza di essere una grande città, con la consapevolezza di essere rimasti uniti nel momento più duro e con la sicurezza che nessuno potrà mai toglierci la luce e la bellezza di cui andiamo orgogliosi. Coraggio Padova! Non molliamo adesso, sta già sorgendo una nuova alba. Buon Natale, con tutto il cuore, a voi e alle persone a cui volete bene. Un grande abbraccio. Così Sergio Giordani. Prima di sentire un'altra telefonata, tra poco avremo un altro collegamento, sentiremo ancora Anna Maria Parisi e Lucio Zanato, l'associazione Crescendo Insieme. Vediamo i loro auguri. Quest'anno Natale sarà un po' diverso, ma certe cose non cambiano. E se ti chiedessi cosa desideri per questo Natale? Per questo Natale il regalo più bello sarebbe l'abbraccio dei miei cari. Poter avere del tempo di qualità. Passare il Natale con i miei amici. Vorrei vivere nuove avventure. Poter abbracciare finalmente una mia amica. Vorrei un Natale in mezzo alla natura. Per Natale vorrei fare un viaggio all'estero con i miei amici. Vorrei divertirmi senza pensieri con i miei amici.
togliere uno dei miei 1981 difetti che ho. Potervi riabbracciare tutti quanti. Avere del tempo per coltivare le proprie passioni. Come Roosevelt nei suoi famosi discorsi del caminetto, volevo augurare a tutti voi buone feste da parte mia, il sogno numero 2, e augurarvi anche un straordinario inizio per un meraviglioso, grande 2021. Buon Natale! Ciao Stella, come va? Stella, guarda che abbiamo tanto lavoro da fare, Tanti auguri da sogno numero 2. Questa qui è la nostra renna, che si chiama Stella. Era sogno numero 2, avete visto, dunque anche la renna mi sembrava più un'asinella, però vabbè, insomma, comunque il loro augurio. Stiamo per collegarci anche con Francesco Manfio dell'associazione degli Alcuni, quindi tra poco saranno con noi, continueremo a sentire anche telefonate, video e messaggi, tra poco c'è Lucio Zanato, quindi preparatevi, non ho idea di cosa stia per combinare. Tony Italo, andiamo avanti ancora con gli auguri. Nusica? Giusto? Mi pare che ci sia adesso, vediamo. O è pronto il collegamento? Ditemi voi, Ok, grazie Tony, vediamo subito altri video. Qualche istante. Eccolo. Ciao a tutti, siamo Alessandro, Bianca, Marco, Chiara, Nicola, Silvia. Siamo musica.org, associazione culturale che promuove la cultura musicale e jazz. La scorsa estate ci siamo visti a Sile Jazz e Jazz Area Metropolitana. Siamo riusciti a stare insieme anche in un 2020 così complicato. Magari un po' più distanti del solito, ma sempre in ottima compagnia. È stato un anno davvero complicato, ma grazie a voi pieno di bellissima musica. Noi non vediamo l'ora di rivedervi anche nel 2021 con tantissimi concerti, dischi, festival. E intanto auguriamo a tutti buone feste! Allora così, nusica.org, li avete visti e sentiti, guardate ne abbiamo almeno altri 100 credo da mandare, quindi li vedremo tutti insieme nel corso di questo pomeriggio. È pronto Lucio? Allora andiamo da Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto al ristorante Colombo a Venezia, vai Lucio. Sì, grazie della linea, mi trovo ancora a Venezia, ci stiamo avvicinando a Piazzale Roma perché poi proseguiremo il nostro viaggio verso l'entroterra, verso le colline UNESCO per questo giro di Natale. Alla mia sinistra c'è il Teatro Goldoni, avete capito siamo proprio nel cuore di Venezia e questo è il ristorante al Colombo dove Lorenzo Maier ci ha dato appuntamento. È un ristorante particolare perché questo è il ristorante degli artisti, basta vedere le foto, però Lorenzo ci ha promesso di così raccontarci, anzi farci raccontare degli aneddoti. Allora con Nicoletta entriamo, scusate le spalle, ecco qua, andiamo avanti e ci troviamo all'interno di questo ristorante al Colombo. Vedete già l'atmosfera si fa importante, ci sono delle foto davvero particolari con personaggi, la Callas, tanto per intenderci, insomma, è già una garanzia di una storia. Grazie Lorenzo, ciao, grazie a te, eccoci qua, ben ritrovati, buongiorno. Lorenzo, allora, chi è questa persona? Allora, vi presento Domenico Stanziani, un ristoratore veneziano doc, possiamo dire, anche se non è di nascita veneziano, ma è un po' un patrimonio di questa città, dove cucina e cultura si incontrano in questo locale che è anche un po' un'opera d'arte perché è stato riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come locale storico d'Italia. Allora Domenico, raccontaci un po'. Niente, innanzitutto buon Natale e vi ringrazio di avermi dato questo giorno di vita in questo lockdown che sono rientrato nel mio ristorante e niente, sì, il ristorante è storico e ha una grande responsabilità.
io mi ritengo sempre un apprendista, sono seduto nel posto dove era seduto mio padre, niente, il ristorante al Colombo, c'è stata gente di tutto il mondo, della politica, dello spettacolo, ironia della sorte, fece un post che è venuto il regista di Mission Impossible, Christopher McQuarrie, e ironia della sorte, questo Covid è una missione impossibile, diciamo, per noi ristoratori, diciamo. Io non parlo per me, parlo per tutti. Ecco, però torniamo un attimo così, faccio io una domanda perché sono molto curioso. Qual è, diciamo così, il personaggio, voi avete il Teatro Goldoni qui attaccato, però qual è la persona, diciamo così, particolare, l'attore che le è rimasto impresso in tutta la sua carriera fino adesso? Diciamo che io non faccio mai preferenze. Perché anche tutti i commensali sono personaggi per me alla fine, però quello che ricordo molto bene può essere anche Alessandro Gasman, che è stato direttore qua allo Stabile del Veneto, che lui quando veniva qua si sentiva a casa, diciamo. Uno è Alessandro Gasman, poi è venuto anche Elton John è venuto qua, si è seduto in un posto e la cosa, controllava il ristorante. Diciamo, quello che mi ha colpito di più, diciamo, sono un po' tutti, è venuto anche Phil Collins, Robert De Niro, sono venuti tanti attori. Senta, però noi abbiamo visto quella foto della Callas, cioè la Callas è un'istituzione, è un monumento, voglio dire, no? Cos'è che prediligeva la Callas? Qual era il piatto preferito? Diciamo, secondo la stagione, diciamo, amava molto il tartufo, il branzino al sale, diciamo, lei era della casa e si sentiva a casa, e perciò quello che noi proponevamo per lei andava tutto bene. E qui, se non sbaglio, è anche una sede della Fondazione Maria Callas. Sì, diciamo, noi eravamo amici di Bruno Tosi, che era un caro amico di mio padre, e niente, qua si sono stati fatti parecchi eventi in onore della Maria Callas. E qui poi arrivano ogni anno durante il carnevale le Marie. Le Marie, certo, sì, che adesso sono guidate magistralmente dalla Maria Grazia Bortolato, e noi facciamo anche, abbiniamo alle Marie, facciamo questo connubio tra arte e, diciamo, e carnevale, nel senso, facciamo questi 12 colombi fatti in cartapesta e fatto con le zampe dei mascare, le zampe di vetro di Murano, che sono quelli che vediamo. Esatto, e facciamo 12 colombi l'anno e li abbiniamo a una Maria. La Maria che vince, il colombo rimane a noi. Per esempio l'anno scorso ha vinto Tobia Ravà, che è un caro amico, è un grandissimo artista, come tutti lo sono naturalmente. E così insomma, sì, ecco, esatto. Io volevo fare una domanda. Spera di riuscire a fare la cosa delle Marie il prossimo febbraio? Guardi, io ritengo una cosa: fare il ristoratore bisogna essere sempre a disposizione. Tutto dipende da questa pandemia e dalle decisioni che prenderanno, ovviamente con rispetto al governo, insomma. Sento una battuta proprio da cronista. Certo. Quanto conta di riuscire a resistere ancora con queste limitazioni? Allora, il primo lockdown, devo dire la verità, è stato devastante, non solo economicamente ma anche psicologicamente. Quando ho riaperto, la prima cosa che ho pensato è alla qualità. Naturalmente il calo di fatturato è stato dell'80%, è inutile che ci giriamo attorno, sento anche altri colleghi. Io resisto, cioè bisogna resistere, certo. Perdere l'80%, entrare in campo vuol dire che noi della filiera del turismo, non parlo solo io di ristoratore, ma anche albergatori e la cosa che hanno riaperto, sono i secondi veri eroi, perché prima ci sono naturalmente i medici e gli infermieri, e poi ci siamo noi della filiera del turismo. Grazie Lorenzo, niente, grazie di averci fatto conoscere a Natale a tutti i Grazie telespettatori questo ristoratore. Grazie a voi. Senti, adesso il prossimo collegamento dove ci mandi? Il prossimo collegamento andremo in un regno che farà gioire i bambini. E allora linea allo studio.
Grazie a Lucio Zanato, Lorenzo Maier, avete visto il loro ospite, era importante, una missione impossibile, ha detto, avete visto e sentito poco fa per un ristorante, abbiamo donato un giorno di vita e questa è la scelta che ha messo nelle parole per descrivere questa giornata. Non capisco, sì, è già collegato, allora saluto e ringrazio Francesco Manfio degli Alcuni, ben trovato, buongiorno. Ciao, buon Natale! Ciao e buon Natale, bellissima inquadratura, beh d'altronde insomma, no, come stai passando il Natale? Beh, direi in casa, questo è abbastanza sicuro e preciso. In realtà io abito in centro di Treviso, quindi ogni tanto butto l'occhio dalla finestra per vedere se passa qualcuno, ma vi posso garantire che non sta passando nessuno, quindi i trevigiani stanno facendo perfettamente il loro dovere di fare come noi il loro Natale in casa. Ecco Francesco, il nostro obiettivo invece è far loro compagnia, no? Proprio come le vostre produzioni, emozionare, tenere compagnia, far riflettere. Ma guarda, allora, ho tante cose da dirvi, ma partiamo dalla più semplice. Non voglio però farvi perdere il collegamento con Antenna 3. Quando Antenna 3 ha finito, oppure insomma quando... allora c'è un bellissimo gioco che abbiamo fatto con la Regione del Veneto, lo trovate su Regione del Veneto, Gioco dell'Oca, ed è un gioco molto divertente per i bambini che però ha anche uno scopo interessante, quello di insegnare loro quali sono i comportamenti corretti da tenere in questo difficile momento. Ci sono cartoni animati, ci sono dei giochi, ci sono ovviamente delle informazioni. Quando siete liberi, quando insomma Antenna 3 dice ci vediamo domani, allora cercate sul sito della Regione del Veneto questo bellissimo lavoro che abbiamo appunto fatto con l'assessorato alla salute e con tanti amici che hanno collaborato con noi. Poi naturalmente ogni domenica... E questo l'ho trovato? Dimmi adesso se Tony e Ita lo fanno vedere anche dal PC, forse l'ho trovato o è giusto? Lui. È lui, benissimo, quindi possono trovarlo facilmente, ok. È facilissimo ed è un bellissimo gioco che si può fare con gli amici, con i genitori, a casa, ricevendo tante informazioni su come comportarci, su distanziamenti, su come usare correttamente la mascherina, come stare in classe quando sicuramente i bambini torneranno quanto prima. Sai che è un problema, Francesco, adesso io sto giocando invece di ascoltarti, però comunque è bello, è semplicissimo perché poi tiri i dadi, ovviamente scegli il numero di giocatori, quindi si fa insieme, bello, complimenti. Senti, noi abbiamo anche un video da far vedere insieme che sono le immagini relativo alle immagini della leggenda di Natale, ci dici qualcosa? Allora, voi sapete che la leggenda di Natale, questo spettacolo teatrale in giro per le vie di Treviso, è una cosa che facciamo da tantissimi anni, la facciamo ovviamente con i bambini dal vivo che ci seguono partendo da Piazza dei Signori e poi visitando le straordinarie bellezze della città. Quest'anno non era possibile, ma non potevamo non farlo e quindi l'abbiamo fatto in maniera virtuale. Sergio, il capi, ed io, il suo assistente, giriamo per Treviso dove incontriamo tanti amici, delle fate, degli gnomi, dei cartoni animati addirittura. Perché? Perché c'è un problema, le renne di Babbo Natale non riescono a volare e grazie ai bambini siamo riusciti a recuperare i 4 elementi, uno per esempio era in questa caffettiera che vediamo, e usando questi 4 elementi le renne alla fine riescono a volare in un bellissimo video sopra il cielo di Treviso. Stupendo, beh, continuiamo a vederlo. Francesco, vuoi fare anche un augurio a chi ci sta seguendo in questo momento, in questa giornata strana, visto che tu sei anche un controllore che cerca di vedere un po' di speranza di vita dalla finestra, ma vedi che rispettano comunque le regole. Cosa dici? Allora, guarda, io faccio, soprattutto ai bambini, ma facendolo ai bambini le faccio anche alle loro famiglie, ai genitori, ai nonni, insomma ne ho sentiti tanti che vi hanno chiamato intanto che aspettavo il collegamento e credo che stiate facendo un lavoro straordinario. Un grande abbraccio virtuale ovviamente in questo momento e un felice anno Natale da passare in casa, ma può essere anche un modo per stare e passarlo in maniera un po' diversa dal solito, giocando, parlando, guardando voi la televisione, insomma condividendo questo straordinario momento. Grazie di cuore Francesco, auguri, buon Natale a tutti voi. Auguri, a prestissimo.
Ciao, grazie Francesco Manfio degli Alcuni. Dunque, adesso avevamo detto subito dopo, guardate che stiamo preparando un collegamento con Igor Cassina, un campione assoluto, quindi tra poco sarà con noi. Telefonata da casa, pronto? Buongiorno e buon Natale, con chi siamo? Sei con Sara. Sara, buongiorno, ben trovata. Sara, auguri. Buongiorno, grazie. Ho poca voce perché ho avuto 3 litri di sangue nel cuore. Volevo ringraziare tutti i medici di Treviso che mi hanno curata con amore e al mio cardiologo Crosato, ma io li amo tutti perché mi hanno salvato la vita. Sara, grazie, sono bellissime le sue parole. Sono felice anche il dottor Zaia che mi ha sempre mandato a salutare per mia figlia. Guardi che la voce è di una persona che è stata anche in rianimazione e sta malattia così brutta che mi è capitata, ma ringrazio lo stesso perché vuol dire che riesco a superarla. Voglio ringraziare ancora tutti i medici che, le ripeto, che con amore mi hanno curata, il mio cardiologo Crosato e a tutti che ho trovato per strada. Sara, quindi lei ha avuto il Covid? No, ho avuto 3 litri di sangue. Sì, questo l'ho capito, va bene. Nel cuore. Senta, noi le mandiamo Guardi che 3 litri fanno paura a sentire. Certo, stia tranquilla. Adesso, Sara, si riposi, soprattutto si riposi e stia tranquilla. Mi riposo, ma il mio messaggio arriva. Pronto? Come? Cosa ha detto? Il mio messaggio arriva a queste care persone. Ma infatti è importantissimo quello che lei ha detto, nel ricordarli, queste persone che le hanno salvato la vita, ha ricordato insomma tutti quelli che stanno lavorando in prima linea e il suo cardiologo. Grazie Sara, un grande abbraccio, auguri di buon Natale. Grazie altrettanto tesoro, grazie mille. Un abbraccio grande, grazie. Adesso invece andiamo a vedere, insomma, avete capito anche il senso di passare insieme questa giornata. Io credo che ormai sia chiaro, come vedete molte persone che magari hanno sofferto, che in questo momento vivono la loro casa da soli e hanno la voglia e il piacere di partecipare a qualcosa che non ci sarebbe stato in questa giornata, non ci sarà in questa giornata, e quindi insomma è il senso per cui noi siamo qui oggi insieme a voi a passare questo Natale. Andiamo a Schiavonia, a proposito, luogo simbolo, a vedere il presepe. Si apre con Babbo Natale in primo piano che porta i doni, poi ci sono le giostre, la neve, si respira gioia, convivialità, quella che è mancata in tutto il 2020. Ecco il villaggio di Natale allestito all'interno del Covid Hospital di Schiavonia. L'imponente opera è frutto di anni di lavoro degli infermieri e degli operatori del reparto di psichiatria dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta. Per il 5º anno consecutivo hanno arricchito il presepe che tradizionalmente veniva visitato da moltissimi pazienti di tutti i reparti. Quest'anno però la situazione è diversa, l'ospedale è diventato Covid Hospital pur garantendo i servizi della psichiatria, della pediatria e dell'oncologia, e per questo motivo gli operatori hanno realizzato un video per far vedere anche al mondo esterno il grande villaggio di Natale dentro l'ospedale. Le
musiche natalizie, gli abbracci tra le statuine che riproducono momenti di gioia, una gioia a volte negata in quest'anno a dir poco difficile per tutti. Eppure gli operatori della psichiatria, un reparto spesso dimenticato, ci dicono, non hanno voluto rinunciare ad allestire il villaggio di Natale, anche per lanciare un messaggio. Le malattie psichiatriche esistono, non vanno emarginate e hanno bisogno di sostegno attraverso le donazioni che possono aiutare a creare ambienti accoglienti per i pazienti, perché anche se sarà un Natale a distanza non ci si deve dimenticare di chi ha bisogno del nostro sostegno. Allora, grazie ancora per i vostri sms, le telefonate, sono tantissime, cerchiamo ovviamente, abbiate pazienza anche per le telefonate, insomma bisogna magari attendere un pochino, non per tutti sarà possibile, ma ci siamo, il pomeriggio è lungo, per piccoli, grandi, diversamente giovani, insomma quindi come vedete uniamo tutti oggi. E a proposito, io credo che Lucio sia pronto in questo luogo magico che ci avevano annunciato poco fa. Tony, Italo, ditemi voi, c'è? Vediamo se Lucio... Ecco, vediamo. Non sono Goldrake, ma sono dietro a Goldrake ed è uno dei tanti fumetti che hanno fatto parte di noi, che insomma eravamo veramente bambini negli anni 70 e 80. E qui siamo in quello che potremmo definire il paradiso dei bambini, perché come vedete è pieno di giocattoli, ve l'avevamo promesso ai più piccoli, questo pomeriggio fatto anche di giocattoli, i doni che voi avete sicuramente ricevuto, che vi hanno dato i nonni, che vi hanno regalato i papà. Ecco, qui invece il piccolo dono ve lo facciamo noi, perché vi facciamo vedere questo che diciamo è un museo dei giocattoli, un museo dei fumetti, un museo insomma di tutto. Siamo con... Ciao a tutti, io sono Fabrizio Fontanella, ecco, io non sono invece Santa Claus, sono solo una persona che ha aperto questo posto che non dona i giocattoli ma regala un po' emozioni anche per voi bambini. Qui troverete oltre 5.000 creature di gomma, perché il posto si chiama Creature di Gomma, Venice Vintage Toys, lo trovate in centro storico a Venezia accanto ai Frari. E esponiamo oltre 5.000 oggetti, tutti legati all'animazione, ai cartoni animati, ai fumetti, a tutto quello che ci ha emozionato negli anni 70, 80 e 90 e che emoziona tutt'oggi anche i bambini. Beh, devo dire che, come dire, Uforobo, perché io me le ricordo così, è già una bella emozione. Qui cosa vediamo? Giusto per... Allora, noi abbiamo un po' diviso in settori, qua abbiamo tutto il reparto dedicato ai personaggi dei grandi Go Nagai, Matsumoto, che ha creato tutti i robottoni degli anni 70-80. Mazinga Z, vedo. Esattamente. E cos'è anche Gig Robot d'acciaio? Questo è Gig Robot d'acciaio, e sono cose che stanno anche un po' tornando in auge anche tra i bambini più piccoli, perché poi i papà rivivono i ricordi e li mostrano ai bambini. Ecco, ma dov'è che li hai trovati? È una collezione di una vita, sono 30 anni che colleziono, qui ci sono ricerche in ogni posto, in ogni dove, in ogni quando, e continue contatti con collezionisti e quant'altro, insomma. Ma da dov'è che ti è venuta questa passione? Nasco come appassionato di fumetti e di cartoni animati da sempre, quindi da ragazzino già coltivavo questa passione e divoravo fumetti. Qual è il fumetto che ti piace di più? In assoluto il migliore fumetto uscito secondo me è Alan Ford con il connubio tra Grande Magnus alla matita e Max Bunker alla sceneggiatura. Avrei pensato Topolino, perché Topolino qua abbiamo una ricca esposizione dedicata alla Disney, perché comunque Disney è un grande e questi sono tutti oggetti, diciamo, la maggior parte sono squechi sta per onomatopeutico, sta per sonoro, quindi la gomma, pigiando la gomma suonano. E sono tutti pezzi anni 60-70 originali in vinile. Senti, ma qual è il pezzo che vale di più di tutti questi? Ma no, allora sono ovviamente il pezzo che vale di più, dipende dalle copie editate, cioè dalle copie esistenti e dalla difficoltà nel reperirli. Ce ne sono tanti importanti e comunque difficili da trovare. Qual è il pezzo che hai cercato maggiormente, che hai faticato maggiormente ad aggiudicare? Andiamo di qua, vediamo ad esempio la ditta italiana Ledra Plastic, che tra l'altro ha fatto per noi la nostra mascotte, che è una pantegana gondoliere disegnata dal grande maestro Giorgio Cavazzano, e che è esposta anche all'ingresso nel quadro del maestro.
E la Ledra Plastic, questa ditta di Udine, ha prodotto negli anni 60 questi pupazzi Disney, molto collezionati nel mondo e molto famosi, e dopo 30 anni che non produceva più giocattoli, perché oggi fanno tutt'altro, fanno palle yoga, palle mediche, tutto quello che è arrivato legato alla gimnica in gomma, oggi sono tornati a produrre invece con i crismi di una volta la nostra mascotte, il Panta. Ecco, questi sono i crismi di una volta, ecco, se volete. Questo è il passaggio di come costruivano per i bambini, interessante. Dalla scultura dell'artista si passava al bronzo, all'interno veniva colata la gomma, veniva estrapolato il pupazzo di gomma e poi con queste mascherine e con le pistole a spruzzo veniva dipinta l'oggetto artigianalmente praticamente. Ecco, il nostro tempo sta sfuggendo via, cosa possiamo vedere ancora di particolare? Velocemente, guarda, vi aspetto tutti, però appena potremo riaprire, però velocemente qua abbiamo tutto il mondo di Topo Gigio, di tutti i personaggi legati ai cartoni animati. Qua abbiamo il cinema e la televisione. Andiamo a vedere un attimo. Sì. Senti, ma da quando c'è il lockdown quanti visitatori avete perso ogni giorno? Purtroppo noi abbiamo aperto con gioia a inizio febbraio, abbiamo dovuto chiudere a marzo, abbiamo fatto giugno, luglio, agosto e settembre ricchi di soddisfazione di gente, e poi ad ottobre abbiamo dovuto richiudere, quindi diciamo che lo spirito è positivo, nel senso che abbiamo riscontrato un ottimo feedback da parte di tutti, è piaciuto La domanda d'obbligo è: vengono più i bambini oppure i grandi che si sentono un po' bambini? Allora, vengono tutti, i bambini che sono contenti perché vedono anche di qua, se volete. Sì, vediamo. Abbiamo anche i monitor che al momento sono spenti, però abbiamo 4 sistemi visivi che i bambini sono contenti, piace. Sicuramente i 40, 50, 60, 70enni, anche perché abbiamo il carosello che parliamo degli anni qua siamo dagli anni 57 al 77, quindi sono il ventennio degli oggi 60-70enni. E quindi in effetti devo dire che Permaflex, AG, cioè vengono fuori veramente c'è veramente. Sono creazioni di Armando Testa. Sì, sono veramente di creativi importanti dell'epoca, insomma. Bene, allora io so che però il finale lo vuoi fare, diciamo così, augurando buon Natale. Volevo augurare buone feste a tutti, e visto che il Natale è un'occasione in famiglia, vi faccio augurare buone feste anche dalla mia famiglia, e ciao da tutti, da Creatura di Gomma e Venice Vintage Store. Buon Natale. Aspettiamo. Ciao. Bellissimo. E adesso linea allo studio e poi noi ci vediamo, probabilmente riusciamo ad andare anche a Mogliano. Bellissimo, grazie a Lucio e ai suoi ospiti. Ovviamente era più divertito lui, come avete visto e capito sicuramente. Abbiamo una telefonata e poi, come detto, Igor Cassina sarà con noi, un campionissimo. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno, con chi parliamo? Sono Antonella da Ponzano, volevo augurare a tutti buon Natale. Antonella, ho capito bene? Sì. Ciao Antonella, grazie, Ciao. buon Natale. Con Ciao. chi lo sta passando? Ma lo sto passando in famiglia, tranquilla, tutti quanti chiusi qui a Ponzano. Abbiamo mangiato con i piatti da esporto da una trattoria qui del paese, che fortunatamente ci ha accontentato. E niente, auguro buon Natale a tutti. Grazie di cuore Antonella, grazie davvero, Grazie. auguri a tutti voi. Grazie. Buona giornata, buona giornata. Buongiorno. Adesso, prima di collegarci con Igor Cassina, vediamo gli auguri di TV Ballet. Se sei pronto, Tony, Italo, ditemi voi se siete pronti, li vediamo o aspettiamo qualche istante. Allora, intanto vi do una piccola notizia che è comunque interessante, perché non lo possiamo negare, sapete ci sono anche i controlli. Prima di questo, sulle Dolomiti mai così tanta neve da 30 anni, questa è un'altra notizia, una piccola notizia. La quantità di neve fresca caduta in quota sulle Dolomiti venete da ottobre a oggi è superiore ai 300 cm, 240 cm a 1600 e
e ai 170 cm nei fondovalle nevosi. Comunque mai così tanta neve appunto da 30 anni. Per quanto riguarda i controlli sono stati 82.000 alla vigilia di Natale, 81.885 per la precisione e le sanzioni 826 appena. Poi mi aiuterete, io sono una frana, mi pare lo 0,0, insomma, quindi una percentuale davvero piccolissima. Sei pronto Tony, Italo, siete pronti? Allora vediamo, gli auguri di TV Ballet. I'm a dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Ah, the snow. I said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days. Auguri a tutti voi da TV Ballet. Ed ora? Allora, così TV Ballet, tra pochi istanti il campionissimo Igor Cassina con noi, ma sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buon Natale. Buona Pasqua, buon Natale a tutti. Pasqua siamo un po' in anticipo. Come si chiama? Mi sono sbagliato. Come si chiama? Io mi chiamo Angelo e chiamo da Costa Martino. Ecco Angelo, un grande augurio. Come sta passando questo Natale? A casa, io e la moglie, perché non ci potevamo muovere e allora siamo dovuti rimanere a casa. Eh sì, siamo qui a tenervi compagnia. Angelo, faccia gli auguri a qualche amico, parente, faccia pure. Io vorrei salutare prima di tutto a un mio carissimo amico che è sardo, però abita a Bassano. Poi? E poi vorrei salutare a Andrea Agus, che è un ragazzo sardo che abita a Bassano. E poi è il circo dei sardi di Bassano e quello di Treviso. Va bene. Angelo, un grande abbraccio a lei e alla sua famiglia, auguri e buon Natale. Altrettanto a tutti voi e grazie della compagnia che ci fate. Ci fa piacere, grazie Angelo, buona giornata. Allora guardatelo, eccolo lì, Igor Cassina, buongiorno, ben trovato, buon pomeriggio Igor. Buon pomeriggio a tutti, buon Natale. Grazie di cuore per essere con noi. Qualcosina, insomma, c'è un oro ad Atene, giusto qualcosina, insomma, nella tua carriera straordinaria, nella tua vita. Poi Tony, Italo, se volete far vedere, riguardiamo le immagini di quei momenti splendidi. Tra le altre, appunto, anche un oro ad Atene. Senti, Igor, come stai passando questo Natale? Sono qui vicino a voi, mi sono trasferito da un po' di anni in terra veneta, precisamente ho avuto anche la residenza da poco in quel di Silea e sono con la mia compagna di vita Valentina e il figlio Riccardo che stiamo festeggiando questo momento un po' particolare rispetto alle normali tradizioni per la quale siamo sempre stati un po' abituati, ma sono sempre convinto che dietro ogni situazione particolarmente un po'
differente dal solito, si riesce sempre a trovare quella forma migliore, buona e costruttiva in maniera ottimistica. Ecco, infatti tu sei diventato adesso trevigiano, quindi questo è una cosa molto bella anche da raccontare. Non so, appunto l'hai detto adesso, non molti magari lo sapranno. Igor, che Natale strano è, quindi a maggior ragione da qui non ti sei potuto muovere, avrai fatto gli auguri attraverso videochiamate, telefonino, no? Sì, allora ogni persona ha la sua storia e la sua esperienza di vita, come è bello e giusto che sia. Io vi posso dire e confermare che sono nato vicino a Monza e con i miei genitori ho sempre avuto la tradizione per 42 anni, da quando sono nato, di fare la vigilia e il Santo Natale a casa dei miei genitori. Questo di fatto è il primo anno dopo 42 che non lo festeggio insieme ai miei genitori. Naturalmente ho avuto modo di sentirli, di fare una videochiamata che da questi ultimi mesi è diventata molto gettonata per poter creare connessione con le persone, ma l'anno prossimo sarà ancora migliore perché ci ricorderemo questo Natale 2020. Ecco Igor, anche lo sport ha sofferto, no? In questi mesi, speriamo di essere vicini alla fine di questa sofferenza. Che messaggio da campionissimo vuoi dare? Diciamo che l'atleta, il campione, ma per me la definizione di campione va un pochino oltre il fatto di ottenere un risultato, ma che è semplicemente avere dei valori importanti nella vita e grazie allo sport poterli attuare e portarli avanti nel tempo. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori eccezionali che mi hanno trasmesso questi valori. Le Olimpiadi sono state slittate all'anno prossimo e la mentalità dell'atleta, del grande atleta, è quello semplicemente di far tesoro, di fare buona esperienza di quello che c'è stato. Non è semplice, perché è un atleta che si prepara una vita, non solo 4 anni, ma una vita per cercare di arrivare in forma a un'Olimpiade e vedersi sfumare la possibilità, per motivi naturalmente importanti, perché lo sappiamo quanto è delicata la situazione che stiamo vivendo, non è semplice. Ma quello che posso dire a favore dello sport è che sicuramente tutti gli sport che possano essere praticati con le norme di sicurezza che sappiamo che ci sono e sono vigenti, ma si possa dare la possibilità concreta di praticare lo sport, perché praticare sport significa di fatto prevenire l'insorgere di una serie di disturbi e alzare automaticamente le difese immunitarie, che sappiamo in questo periodo è molto importante. Senti Igor, continuo a guardare le tue immagini, è una vita che ti devo fare questa domanda, da uno che solo per piegarsi e raccogliere una penna gira la testa. A te non girava la testa, no? Sì, è una domanda che anch'io ogni tanto nel mio percorso mi sono posto, ma non mi viene mai che mi viene qualche giramento particolare. Sono stato abituato, nel senso buono, a quello e quindi per me è normale come per te, insomma, essere professionista nel tuo. Senti Igor, l'ultima domanda, ma allora adesso al di là della sbarra, diciamo, è più difficile, è più facile, ecco, la mossa Cassina, la tua manovra o capire un DPCM? Ecco, questo è... No? Niente. Peggio. Penso che la mia espressione ti ha fatto capire. Va bene, Igor, grazie davvero, hai confermato di essere un grande campione. Un abbraccio, ci fa davvero piacere che tu sia trevigiano d'adozione. Grazie a mia amore Valentina e grazie a tutti voi per avermi adottato in qualche modo. Buon Natale. Grazie, torna a trovarci quando vuoi, anche a distanza. Grazie davvero Igor Cassina, grazie e buon Natale. Va bene, adesso vediamo insieme ancora degli auguri dell'Atletica Stiore. Perfetto, vediamo.
Allora abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo subito. Prima vi faccio vedere, siccome abbiamo un diluvio qui in pianura in questi momenti che stiamo passando insieme, vi faccio vedere un po' di montagna, avevamo detto non nevicava così da 30 anni, questa ancora Cortina dove sembra aver smesso di nevicare, queste sono immagini di pochi istanti fa, appunto Cortina d'Ampezzo. Questa mattina l'abbiamo mostrata di fatto deserta con moltissimi alberghi chiusi, così come larga parte della nostra montagna. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buon pomeriggio, buon Natale. Pronto? Sì, pronto. Ecco, con chi siamo al telefono? Ah, pronto, sono Alberto di Padova, buongiorno. Alberto. Volevo fare tanti auguri al nostro Presidente, a voi tutti dello staff. Grazie. Vi seguo sempre. Ecco, io purtroppo devo farvi una piccolissima nota che, consentitemela, un po' di aiuto a noi che dobbiamo pagare i nostri genitori nelle case di riposo, che ci costano moltissimo, tanti sacrifici, e forse un po' più di attenzione ai nostri genitori, perché veramente hanno bisogno di un aiuto della Regione, hanno bisogno di tanto aiuto, e noi genitori, noi nonni, noi papà, io mamma, eccetera, non è che ce la possiamo fare tutti i mesi, quindi se la Regione potesse dare un po' di contributo a queste case, a questi, io non lo so come sia la struttura, le case di riposo, certo, che noi almeno ogni mese possiamo pagare un po' meno. Chiaro. Ecco, senta Alberto, come sta comunque passando il Natale? Noi, poverini, noi non li possiamo vedere, i nostri genitori, certo. Quindi è un grosso problema, non sappiamo come stanno, cosa fanno, ecco, quindi vorrei che il Presidente prendesse di cuore questa problematica che è molto molto pesante e ci riguarda un po' tutti nel Veneto. Ecco, il nostro Presidente è bravissimo e io sono sicuro che lui in qualche modo interviene e in qualche modo ci darà una mano. Tanti auguri a tutti e grazie. Alberto, grazie a lei, auguri a tutta la sua famiglia, un abbraccio, buon Natale. Ci fermiamo pochi istanti e poi ancora collegamenti, vediamo che cosa combina Lucio Zanato, tornerà Anna Maria Parisi e vi dico soltanto che torna anche la musica dal vivo, avremo gli Alpini nel corso del pomeriggio. A tra poco.